Ampi margini di miglioramento. 70 anni fa, col primo film della saga cinematografica di Don Camillo, Fernandel e Gino Cervi davano volto agli immortali personaggi di Giovannino Guareschi e Antonio Farnè. Don Camillo compie 70 anni, record incassi, tradotto anche in giapponese, seguito da altri 4 film, una saga eterna più che longeva. La rivalità tra un parroco impulsivo ed esuberante, Don Camillo, e un sindaco comunista, Peppone, nemici ma non troppo, a vincere è sempre l'umanità. Come Setto, un paesino della Bassa Emiliana, Brescello, da una parte il municipio, dall'altra la chiesa, i due poteri contrapposti del film. E allora niente colpi bassi. Sta tranquillo che te li piazzo tutti al piano superiore. La sua genesi è letteraria, scaturita dalla mirabile penna di Giovannino Guareschi. Questo è lo scrittoio che si era disegnato mio padre e su questa macchina è nato il primo racconto nel dicembre del 1946 della serie Don Camillo. Spirito libero, sempre controcorrente, si definiva un anarchico di destra. Morto nel 1968 a soli 60 anni, il suo mondo piccolo è custodito gelosamente dal figlio Alberto nella casa museo di Roncole Verdi, in provincia di Parma. Perché l'opera di Giovannino Guareschi è ancora così attuale? Molto probabilmente perché questo conflitto si risolve sempre nei libri di mio padre con un punto di incontro sul piano umano. È un'aspirazione, penso, universale. E ora a Venezia, dove i rifiuti vengono trasformati in arte per una buona causa, a salvare la città. Tommaso Ricci. Vita da gondoliere, ma anche